Raffaele Padrone, segretario regionale del UGL Polizia di Stato in Friuli Venezia Giulia. Mi pare avete raggiunto comunque l'obiettivo, la Polfer rimane dov'è? La polizia, insomma, che doveva essere in qualche modo, no? Sì, non cantiamo vittoria. Sì. No. Allora, innanzitutto non cantiamo vittoria, l'abbiamo pubblicizzato perché il Dipartimento ci ha assicurato che momentaneamente, presi anche dai fatti della vicina Francia e del terrorismo che è ai confini con l'Italia, hanno bloccato queste chiusure, quindi questi presidi e tutti i 261 presidi di polizia nel territorio nazionale sono stati bloccati momentaneamente. Dobbiamo dire una cosa, che il sindaco di Casarsa, unitamente ad altri sindaci della provincia, si sono attivati politicamente per dare manforte alla voce sindacale. Questo io lo dico pubblicamente questa sera e la ringrazio. Tant'è, direttore, che il 23 di gennaio, quindi venerdì prossimo, ci sarà anche una conferenza stampa presso la sala consigliare del Comune di Casarsa per questo, ma soprattutto perché il sindaco di Casarsa si è resa disponibile a dare voce al nostro slogan, quella che ricordavo nei giornali in questi giorni, oltre le mattite, per ricordare i caduti della Francia e i due colleghi. Terremo questa conferenza stampa presso la sala consigliare. Il problema, vede, direttore, l'altra volta ci eravamo lasciati proprio con questo argomento del terrorismo. Il problema è che in Italia da qua a 6 anni mancheranno 80.000 uomini solo nella Polizia di Stato. In provincia ne mancano già 63 e da qua a 3 anni altri 52. Io credo che sia molto importante in questo momento valutare anche per i nostri politici regionali, per la nostra regione, di valutare questa cosa, perché se le chiusure avranno seguito mancherà senz'altro il controllo nel territorio. Abbiamo visto che nei siti web si vuole combattere il territorio e nei siti web vogliono levare la polizia delle telecomunicazioni, vogliono fare i controlli nelle stazioni e levano la polizia ferroviaria. Allora rimaniamo con questo buon auspicio che non sia toccato la nostra città e il nostro territorio. Vi ringrazio. Raffaele Padrone, grazie.